You walk through rain with broken shoes, a burning heart, no time to lose. Every dream they said was gone now shines like fire before the dawn. Don't listen when they say you can't. You were born to shift the tide. Every step's a heartbeat loud. Every fall's a chance to rise. And it'll be you, the one who climbs up to the top, with your name lit in the sky, where the stars will never stop. Don't ever stop believing. You're the voice that breaks the silence. To the top, where the world will know your name. You've seen doors slam in your face, but build your bridges with grace. Every no just made you stronger. Every tear carved out your honor. And when the wind begins to roar, you'll be the storm that takes control. With your heart as your compass, you'll chase your purpose home. Abbiamo il piacere di presentarvi le finaliste regionali Miss Colaterme Lombardia 2025. La strada si stende davanti a me, una strada asfalto infinito che si perde all'orizzonte. Le ruote girano costantemente, guidate dalla forza dell'abitudine. I lampioni si susseguono come sentinelle silenziose, ognuno con la sua storia da raccontare, ognuno un testimone silenzioso del passaggio di migliaia di vite. Le auto sfrecciano accanto a me, in una diretta verso una destinazione diversa, ognuno con il suo carico di sogni, speranze e rimpianti. I volti dietro i vetri sono sconosciuti, ma c'è una sorta di cameratismo, una consapevolezza condivisa che tutti siamo parte di questa corrente continua. Il cielo sopra di me si tinge dei colori del tramonto e il crepuscolo porta con sé un senso di tranquillità. La radio trasmette una canzone che parla di avventure passate e future. Queste meravigliose finaliste regionali di Miss Colaterme 2025. Io chiedo a tutti voi ancora un grande applauso per queste bellissime donne, giovani donne, che quest'estate si sono sfidate a colpi di sorrisi durante le selezioni provinciali in tutta la Lombardia. Queste ragazze vengono appunto da tutta la regione qui questa sera al Mania Club per scoprire chi tra di loro saranno le finaliste nazionali di questa nuova edizione di Miss Colaterme. Ragazze, un grosso in bocca al lupo a tutte quante voi. Fatevelo voi l'applauso, siete bellissime. E per noi siete già tutte vincitrici. Io tra poco vi presenterò una alla volta, quindi vi chiedo di accomodarvi, vi congedo e ci vediamo tra pochissimo. Tra pochi istanti, una alla volta, le nostre Miss torneranno sul palcoscenico per essere votate in questa prima visione da parte della nostra giuria. Ovviamente, dato gli abiti che indossano in questo momento, che sono strepitosi, andremo a votarle per un primo momento per quanto riguarda portamento ed eleganza sulla nostra passerella. Io vi ricordo che Miss Colaterme ha raggiunto una nuova edizione ed ha aumentato il montepremi delle nostre finaliste nazionali, perché il montepremi è di ben 15.000 euro. La prima classificata, quindi colei che diventerà testimonial ufficiale del Parco Termale Villa dei Cedri, vincerà e si aggiudicherà un contratto di lavoro in qualità appunto di testimonial del valore di 10.000 euro, e gli altri 5.000 euro verranno suddivisi tra le due reginette che l'accompagneranno al secondo e al terzo posto sul podio. Quindi questo è il concorso più premiato d'Italia, quindi ringraziamo per l'opportunità anche il Malia Club questa sera per averci ospitato e per essere testimone di coloro che avranno l'opportunità di salire, anzi di scendere la scalinata di Dogana Veneta di Lassise l'11 di ottobre, e quindi tra pochissimo scopriremo tra le nostre Miss chi tra di loro sarà così fortunata. Anche per il nostro concorso partner Miss, Mister e Lady Model 2025 avremo l'opportunità di vivere direttamente sulla nave, sul palco di Costa Crociere, la nostra finalissima, e abbiamo il piacere questa sera
di avere con noi anche Filippo Concari. Ciao Filippo, bellissimo il nostro secondo classificato. Magari poi ti farò salire sul palco per farti vedere, perché in rappresentanza anche del concorso maschile vogliamo sempre raccontare anche quello che succede dietro alle quinte, ma soprattutto sul palcoscenico. Quindi abbiamo qui due bei vincitori. Grazie a voi ragazzi, noi ora però siamo pronti per scoprire cosa porteranno sul palcoscenico le nostre Miss. Come vi dicevo prima, andremo ad effettuare una prima sfilata dedicata al portamento ed eleganza, poi le conosceremo un pochino di più, perché il mio microfono passerà direttamente nelle loro mani e andremo a conoscere i loro sogni, i loro desideri, i loro progetti, e quindi la nostra giuria andrà a votarle anche per quanto riguarda la comunicazione sul palcoscenico. Dopodiché, come ogni concorso di bellezza che si rispetti, le andremo a votare con il loro costume da bagno, perché l'estate sta finendo ma non è ancora finita, vogliamo ancora goderci qualche giornata di sole, perché no, ci mettiamo in costume e andiamo a votarle per la loro bellezza, ma soprattutto per i loro sorrisi. Mi raccomando, perché la Miss che vincerà, la finalissima, dovrà essere una Miss completa. Sono tutte belle queste ragazze, ma devono rappresentare ovviamente soprattutto la nostra regione, quindi vogliamo che la nostra Miss Lombarda arrivi direttamente sul podio della finalissima. Ora però bando alle ciance, mi metto al lato e comincio a presentarvele. Partiamo con la Miss che indossa il numero 1, lei è Giulia Scazzosi. Giulia Scazzosi, 18 anni, lei viene da Milano, finalista numero 1 in passerella. La Miss con il numero 2, Stefania Baraglia. Stefania in passerella con il numero 2, lei ha 28 anni. Stefania arriva da Como. Say hearts fade like old tattoos, but love's not ink, it bleeds, it moves. I know I've let you down before, but tonight I swear I'll love you more. I see the weight upon your soul, but baby, love was made to hold. Let me be Stefania. Andiamo a presentare la Miss con il numero 3, Giorgia Schiavone. Giorgia ha 22 anni e viene da Varese. Dopo Giorgia è la volta della numero 4, Asia Secchi. Asia viene da Nuvolera, in provincia di Brescia, e ha 17 anni. Infilo le dita nel buio,
inseguo le ombre nel parco, echi solitari nella mia testa, ballo come un morto che cammina. Gli stivali calpestano il terreno così freddo, occhi chiusi sto diventando audace, bagliore di neon nella notte, non riesco a sfuggire alla luce accecante. Notte contorta e luce frenetica, ballando già fino al mattino luminoso. E dopo Asia passiamo alla numero 5, Chiara Brocca. Fai a pezzi le urla silenziose. Chiara ha 23 anni e viene da Agnadello, provincia di Cremona. Nervi elettrici, capelli in testa, dimostra che non ho tempo da perdere. Il sudore gocciola dal tono febbrile, ogni mossa è un glitch perfetto. Guardo la luna ridendo forte, ho perso la testa tra la folla. Le dita schioccano, le mie ossa si scontrano. Ho perso tutto, niente da nascondere. Notte contorta e luce frenetica, ballando oggi fino al mattino luminoso. Gira la ruota dei sogni in fuoco. Passiamo ora alla numero 6, Sharon Filippi. Sharon ha 23 anni e viene da Bagnatica, in provincia di Bergamo. Step into the game, light shining bright, dealing cards of love, playing it right. You think you know me, see behind my eyes, but my poker face keeps it all inside. I play it cool, I play it smooth, keep my bets high, never lose. You can chase, you can call, but darling, you won't see me fall. Bluffing hearts, spinning dice, love's a gamble cold E andiamo a presentarvi la Miss che sfida con il numero 7, Asia Locatelli. break, I refuse. Every step is planned, every word is sweet. Asia ha 17 anni e viene da Ghent, provincia di Brescia. You try to read me, cracking through the shade, but I hold the cards, this is how I'm made. I play it cool, I play it smooth, keep my bets high, never lose. You can chase, you can call, but darling, you won't see me fall. Bluffing hearts, spinning dice, love's a gamble cold as ice. Hold your breath, E passiamo ora alla numero 8, Giorgia Sardella. I refuse. Roll the dice, take your chance, but I'm dancing through this trance. No emotions, no regret, you ain't won this bet just yet. Bluffing hearts, spinning dice, love's a gamble cold as ice. Hold your breath, make your move, but I won't break. I refuse. Giorgia viene da Canegrate, provincia di Milano e ha 17 anni. Roll the dice, take your chance, but I'm dancing through this trance. No emotions, no regret, you ain't won this bet just yet. E dopo Giorgia passiamo
passiamo alla numero 9, Carola Pila. Carola è la più giovane del gruppo, 15 anni, viene da Gruppello, in provincia di Pavia. Occhi che brillano come il mare, labbra che sanno di sale e tequila. La musica sale, non vuole finire. Questa notte è solo nostra, si imprisa. Mano nella mano, cuori nel destino. Balla vicino, baila conmigo. Sotto la luna, amore tropicale. Ritmo caliente, cuore che fa pam pam. Sale sulla pelle, baci come stelle. Non voglio domani se tu non ci sei. Baila conmigo, baila Ricordiamo la numero 10, Ginevra Zadalla. Ginevra ha 20 anni e viene da Carugate, provincia di Milano. La città dorme, noi no. Playlist che spara, sogna a volume alto. E il tuo sguardo è mi revolution. Tutti ci guardano, ma non c'è nessuno. Quando mi tocchi, sei il mio universo. Sotto la luna, amore tropicale. Ritmo qualiente, cuore che fa pam pam. Sale sulla pelle, baci come stelle. Non voglio domani se tu non ci sei. Baila conmigo, baila sin final. Estate mia, sei il mio carcaval. Dimmi che questa notte Dopo Ginevra andiamo a chiudere con la nostra mix numero 11, Desiree Previtali. sotto la luna che brilla per Desiree ha 22 anni e viene da Bonate Sotto, provincia di Bergamo. Sotto la luna, oh, baila conmigo, oh, fino all'alba, oh, state, resta con me. Sotto la luna, oh, baila conmigo, oh, fino all'alba, oh, state, resta con me. Grazie anche a Desiree, complimenti a tutte le nostre miss per questo primo momento dedicato all'eleganza in questi abiti davvero straordinari che hanno indossato in maniera davvero elegante. Sono state tutte molto brave e vi ricordiamo, questa è la bellezza più premiata d'Italia, colei che verrà scelta poi per essere la regina nazionale di Colleterme per questo 2025 e rappresenterà per tutto l'anno il nostro parco termale Villa dei Cedri, e quindi diciamo che questo non è il solito concorso di bellezza, ma è a tutti gli effetti un casting nazionale per cercare colei che rappresenterà a 360 gradi la bellezza d'Italia, che è quella delle terme di Colà. E allora noi siamo pronti a scoprire anche cosa hanno da raccontarci. Come vi dicevo prima, le nostre miss non devono essere solo bellissime, perché bellissime lo sono tutte, ma devono anche saper affrontare un palcoscenico, un microfono e, perché no, delle interviste, delle presentazioni, perché sarà parte del ruolo di colei che diventerà la testimonial ufficiale del nostro parco termale. Andiamo quindi a ripresentarvele una per una e a passare loro il microfono per raccontarvi tutto quello che vorranno alla nostra giuria. Andiamo quindi a richiamare la numero 1, Giulia Scazzosi. Ciao Giulia, benvenuta. Grazie. E allora, vogliamo subito che tu rompa il ghiaccio, sei la numero 1, sei la prima e quindi devi dare il buon esempio anche alle tue colleghe. E quindi raccontaci un pochino di te, da dove vieni, cosa fai, ma soprattutto quali saranno i tuoi progetti, i tuoi sogni. Allora, io sono Giulia, ho 18 anni e vengo da Milano. Al momento lavoro, ho da poco lasciato il mio lavoro come addetta alle vendite, adesso lavoro come receptionist in una piscina. Il mio sogno più grande è sempre stato quello di entrare nell'Accademia della NABA e laurearmi in cinema, ma purtroppo non ho finito gli studi per andare a lavorare. E l'altro mio sogno più grande è sempre stato quello di diventare una ballerina e entrare a far parte di Amici. Prova, ok. Allora
Ti auguriamo che tutti i tuoi sogni si possano realizzare, uno alla volta, si può fare tutto, e quindi un grosso in bocca al lupo. Grazie mille. Giulia Scazzosi, numero 1. Ed ora la volta di Stefania Baraglia, numero 2, Soci, a conoscerla. Buonasera a tutti. Stefania Baraglia, numero 2, lasciate il microfono, raccontaci tutto di te. Buonasera a tutti, mi chiamo Stefania e vengo da Como. Nella vita faccio la hostess congressuale e anche la modella. Le mie passioni sono l'astrologia, la recitazione e i viaggi. Il mio sogno sarebbe diventare attrice cinematografica. E a chi ti ispiri? Questa domanda magari l'abbiamo già fatta in altre occasioni, perché in questo periodo stiamo vivendo un po' quello che è il Festival del Cinema di Venezia, ci sono tantissimi personaggi del mondo del cinema ai quali ispirarsi. Qual è il tuo preferito? Allora, a me piace molto Julia Roberts, che c'era appunto al festival, e il suo film che mi è piaciuto di più è Pretty Woman. E direi proprio quello. E allora ti auguriamo che la carriera decolli e un grosso in bocca al lupo anche a te. Stefania Baraglia, numero 2. Giorgia Schiavone, pronta a presentarsi sul palcoscenico. Giorgia, è il tuo momento, raccontaci tutto di te. Ciao a tutti, sono Giorgia Schiavone, vengo da Varese e nella vita faccio l'educatrice e attualmente sto studiando Scienze dell'Educazione e della Formazione. Nella vita vorrei fare appunto la maestra d'asilo. È un ruolo importante perché insomma è un'età, quella dei piccoli, che è cruciale per la loro crescita, quindi ti stai prendendo una responsabilità molto grande, ma siamo sicuri che sarai veramente brava e quindi il tuo percorso sarà quello. Lo auguro tantissimo. E il mio sogno nel cassetto è entrare nell'ambito della moda e mi auguro tanto di riuscirci. E siamo sicuri che anche lì sarai bravissima. Grazie. E quindi doppia carriera, un grosso in bocca al lupo per te. Giorgia Schiavone, numero 3. Bocca al lupo. Andiamo a conoscere la Miss numero 4, Asia Secchi, benvenuta. Buonasera a tutti. E allora raccontaci di te, i tuoi sogni, le tue ambizioni, vai, il pubblico è tuo. Buonasera a tutti, sono Secchi Asia, ho 17 anni e vengo da Nuvolera in provincia di Brescia. Nella vita studio e frequento il corso di Economia, Finanza e Marketing. Nel mio tempo libero in inverno vado a sciare e invece in estate frequento la barca a vela, un corso, e il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di diventare modella e fotomodella.
E allora un grosso in bocca al lupo anche a te. Grazie Siamo mille. sicuri che riuscirai in tutto e in bocca al lupo anche per la sfilata di stasera. Grazie. Vai Asia, il tuo momento. Con il numero 4 andiamo invece ora con il numero 5, Chiara Brocca. Chiara Brocca, numero 5. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara Brocca, vengo da Agnadello, che è un piccolo paesino in provincia di Cremona. Ho studiato al liceo linguistico, ma attualmente sono una commessa in un negozio di abbigliamento e nel mio tempo libero mi diletto come indossatrice per un negozio di crema. Il mio sogno nel cassetto invece è quello di diventare o una wedding planner oppure un'organizzatrice di eventi. Insomma, si somigliano comunque i due argomenti, ma sicuramente potrai fare bene entrambi. Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Chiara, sei pronta? E allora, Prontissima. prego, la passerella è tutta tua. Chiara Brocca, numero 5. Dopo Chiara andiamo a presentarvi la miss numero 6, Sharon Filippi. Sharon, benvenuta sul palco. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Sharon Filippi, ho 23 anni e vengo dalla provincia di Bergamo. Prima di presentarvi vorrei ringraziare tantissimo il Malia Club e questa location veramente stupenda. Grazie mille, un applauso. Grazie. Brava, brava, mi stai rubando il lavoro, mi piace. E continuavo appunto col dirti che nella vita sono una venditrice per un'azienda, una piccola realtà nella mia provincia, ma il mio sogno è proprio diventare la presentatrice, giuro, non ti voglio fare Assolutamente, assolutamente. Franco, segna, mi raccomando. Sì, poi ci sentiamo per il colloquio, non ti preoccupare. E come altro sogno nel cassetto, cosa dire? Io amo il mondo della moda, ho la fortuna di farne parte da tanti anni, perché ci lavoro da quando ho 15 anni, come fotomodella, come modella. Però devo essere sincera, calcare una passerella dà una scarica di adrenalina che non si trova da nessun'altra parte. Pazzesca. Sì, davvero. E allora, io ti faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie. Per proseguire tutti i tuoi sogni su questo versante. Insomma, sono sicura che ti meriterai tutti i successi che riceverai. Un grosso Ti in bocca al ringrazio lupo. molto, grazie. Momento della numero 7, Asia Locatelli. Ciao Asia, benvenuta. Hai voglia di raccontarci tutto di te? Sì, premetto col dire che sono molto agitata e oltre a questo, buonasera a tutti, sono Asia Locatelli, ho 17 anni e nella vita studio amministrazione, finanza e marketing nell'indirizzo informatico e oltre a questo un sogno nel cassetto che è quello di diventare un avvocato perché secondo me è molto importante che ognuno conosca le proprie leggi per difendersi a modo suo. Bravissima, questo è un insegnamento che dobbiamo dare a tutti già dalle elementari, mi raccomando. Brava, è un percorso importante. E secondo me è molto importante, oltre a questo un altro sogno nel cassetto è sicuramente diventare una ballerina, da quanto la pratico da 11 anni. Un avvocato ballerina è un connubio meraviglioso, quindi un grosso in bocca al lupo anche a te, che tutti i tuoi sogni si realizzino. Grazie. Grazie a te, Asia Locatelli, numero 7.
con il numero 8 Giorgio Sardella. Ciao Giorgio, benvenuta. Buonasera A te la parola. Buonasera a tutti, sono Giorgia Sardella, ho 17 anni e vengo da Canegrate in provincia di Milano. Nella vita studio turismo e infatti lavoro in un hotel come receptionist e alleno anche bambini a pallavolo e mi piace tantissimo perché amo i bambini. E Sono di più i bambini o la pallavolo? entrambe le cose, non direi. potete scegliere. E, vorrei studiare giurisprudenza e niente, spero in un futuro di poter aprire un mio hotel. Che bello, che bel sogno. Sì, noi ti auguriamo che si realizzi, quindi in bocca al lupo anche a te. Grazie. Giorgio Sardella, numero 8. Passiamo alla miss con il numero 9, Carola Fila. Ciao Carola, benvenuta. Tu sei la più giovane di tutte, però non sei per niente emozionata, vero? Un pochino sì. Buonasera a tutti, sono Carola Pila, ho 15 anni, vengo da Gropello in provincia di Pavia e nella vita sono una studentessa, studio estetica, mentre nel tempo libero mi piace fare molta attività fisica. Il mio sogno nel cassetto appunto sarebbe aprirmi un centro estetico. Che bello, però magari centro estetico e palestra insieme, dato che ti piace anche lo sport, perché no? Pensaci, te la regalo questa idea. Allora, in bocca al lupo anche a te, che tutti i tuoi sogni si realizzano. Grazie. E allora, vai, la passerella ti aspetta, Carola Pila, numero 9. Ginevra Stadalla. Ciao Ginevra, benvenuta. Buonasera a tutti. Eccola qua, non ho bisogno di presentarti, so già che sarai bravissima. Grazie mille. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Ginevra Stadalla, ho 20 anni e vengo da un paesino in provincia di Milano, di nome Carugate. Sono nata qua in Italia, ma come si può capire dal cognome ho origini straniere. Mio papà è egiziano e mia mamma è ucraina. Vado molto fiera delle mie origini perché mi portano un bagaglio culturale molto ricco. Attualmente sono una studentessa di gestione di impresa presso Università Online, in quanto fino a gennaio lavoravo come pasticcera. Possono sembrare due percorsi completamente opposti, ma il mio sogno è sempre stato aprire una mia pasticceria e includere non solo la cultura italiana, ma anche quella delle mie origini, per portare anche a voi la possibilità di conoscere appunto tutto quello che amo delle mie origini e del paese dove vivo. Anche se nel mio cuore c'è sempre stata la moda, il percorso che sto facendo negli ultimi anni tramite i concorsi è solo l'inizio della mia ambizione nel riuscire a creare un percorso per farmi conoscere non solo come una delle tante ragazze che ci ha provato, ma per farmi conoscere come Ginevra Stadalla, quella che prima o poi ci riuscirà. Ginevra, che dire? Grazie per averci fatto emozionare. Esagerati. Grazie mille a voi per avermi ascoltata. Grazie, in bocca al lupo. Abbiamo quindi assaporato l'amore per le tradizioni, l'unione delle culture e soprattutto la passione per i tuoi sogni. Quindi un grosso in bocca al lupo a te. Grazie Ginevra. Numero 10, Ginevra Stadalla. Desiree Previtali, anche per lei questo
questo momento dedicato alla comunicazione. Direi benvenuta anche per te, microfono e occhi della giuria. Buonasera, io sono Desiree Previtali, ho 22 anni e vengo da Bergamo. Nella mia vita ci sono due grandi passioni ed edizioni: i bambini, difatti sono al 4º anno di Scienze della Formazione Primaria, e la danza. La danza ha sempre rappresentato un punto fisso nella mia vita, la mia casa, il mio posto sicuro. Nonostante io abbia sperimentato diversi stili, attualmente faccio parte di una crew di pop e nel mese di aprile ho avuto l'opportunità di cavalcare il palco nazionale. Il mio sogno nel cassetto è quello di entrare nel mondo dello spettacolo, sempre inerente alla danza, e quindi diventare una ballerina e magari una ballerina di un corpo di ballo. Beh, tantissimi obiettivi già raggiunti e tanti altri da raggiungere, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Complimenti e in bocca al lupo. Super DJ Mary Berry, che ci offre sempre delle playlist pazzesche, e anche il nostro fotografo ufficiale di Miss Mr. Model, il nostro Cristian Belloni qui davanti, che da domani pubblicherà delle bellissime straordinarie fotografie di tutta la serata. Siamo ovviamente impazienti di andarle a rivedere. Ora però le nostre Miss, come vi dicevo, si sono preparate, sono pronte per questo terzo momento di votazione. Andremo quindi a applaudirle e visionarle da parte della nostra giuria nel loro costume da bagno colorato dedicato a questa chiusura dell'estate 2025. Andiamo quindi a richiamarle una alla volta, ovviamente si tratterà solamente di vederle sfilare. Intanto io vi racconterò di nuovo di loro. Andiamo di nuovo a presentarvi la numero 1, Giulia Scazzosi. Giulia Scazzosi, 18 anni, da Milano, segno del Sagittario, in passerella con il numero 1. Vorrei parlarti senza parole, solo col ritmo che nasce dal cuore. Vorrei sfiorarti come fa il vento, che accarezza piano ogni tuo movimento. Sciogli i pensieri, lascia che vadano. Segui la musica, non ti fermare. Ogni tuo passo è una poesia che il mio sguardo vuole imparare. Danza alla pista con il numero 2, Stefania Baraglia. Fino a che il tempo si perde in te. Danza con Stefania, 28 anni, viene da Como, del segno della bilancia. Stefania Baraglia, numero 2. Hai negli occhi il mare che canta e nelle mani la notte che incanta. Ogni tuo gesto è melodia che vibra dentro la mia armonia. Sciogli i pensieri, lascia che vadano. Segui la musica, non ti fermare. Ogni tuo passo è una poesia che il mio sguardo vuole imparare. Danza con me sotto le stelle fino a che il tempo si perde. E andiamo a presentarvi la danza con il numero 3, Giorgia Chiavone. Luce ribelle che E accende Giulia il cielo. Giorgia del segno della bilancia. Questa notte sarà eternità. Nel tuo respiro trovo il mio nome.
numero 4, Asia Secchi. Asia 17 anni da Nuvolera, provincia di Brescia, lei del segno del leone, in sfida con il numero 4. Scrivo il tuo nome sulla pioggia ma non lo tocchi. I passi si perdono sulla strada. Se mi guardi io non cado. Giura che mi ascolti anche nel silenzio. Che sei luce dentro questo tempo spento. Dimmi che ci sei, che non è solo un sogno. Che ogni notte sai, ti ho sentito dentro. Baci rubati in un riflesso, stringimi forte, non c'è più tempo. Senza fiato dentro un battito, cerco nei tuoi occhi l'eco. Aspetta, Chiara Brocca, 23 anni da Agnadello, provincia di Cremona. Non lasciarmi un cuore vuoto e un destino. Giura che mi ascolti anche nel silenzio. Che sei luce dentro questo tempo spento. Dimmi che ci sei, che non è solo un sogno. Che ogni notte sai, ti ho sentito dentro. Baci rubati in un riflesso, stringimi forte, non c'è più tempo. Tra le luci della città, persi dentro una dia di realtà. Sharon, 23 anni, viene da Bagnatica, provincia di Bergamo, lei del segno dell'Acquario. Sharon Filippi, numero 6. Sei la luce del mattino, il profumo del caffè, una melodia che suona nel mio cuore ogni giorno. Con un sorriso dolce cambi il mondo attorno a te. Sei il sogno che non sapevo di voler vivere così. Sei la poesia che non ha bisogno di parole. Sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Dolce, bellissima, unica nel mondo. Con il numero 7, Asia Locatelli. Amore, tu. Asia 17 anni del segno dei gemelli, lei viene da Chiedi, in provincia di Brescia. Asia Locatelli, con il numero 7. Il tuo amore è come il vento che mi spinge a volare. La tua voce è come il mare, calma e libertà. Sei l'eterno che ho cercato nella mia metà. Sei la poesia che non ha bisogno di parole. Sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Dolce, bellissima, unica nel mondo. Il mio cuore è tu. Prometto di custodirti come un segreto raro. Siamo alla numero 8, Giorgia Sartella. Giorgia, 17 anni del segno del Sagittario, viene da Canegrate, provincia di Milano. Giorgia Sartella, numero 8. In un giardino brilli tu tra tutte. Il tuo sorriso illumina mentre la luna si scioglie. Ogni passo che fai, un fiore che sboccia. Con il tuo fascino raro ci porti a vedere una luce dolce. Oh dolce miss, la bellezza ti veste.
numero 9, Carola Pina. Ogni tuo gesto un delicato incastro. Carola ha 15 anni dalla provincia di Pavia, lei è del segno della bilancia. Carola Pina sfida con il numero 9. Cielo d'argento, sei la nostra speranza. Oh dolce miss, la bellezza ti veste come un'onda gentile che il cuore arresta. Nel tuo sguardo c'è un mondo incantato, ogni momento con te è un sogno realizzato. Mille e una notte, tu sei la regina, nel tuo abbraccio ogni anima trova la sua pace divina. Oh dolce miss, la bellezza ti veste come un'onda. Chiudiamo con la miss numero 10, Ginevra Pradalla. Nella luce del mattino sorge un nuovo giorno, donne forti e coraggiose che affrontano il mondo con sorrisi che brillano. Ginevra 20 anni del Signore Sagittario, viene da Carugato, provincia di Milano, numero 10. Mondo, un posto migliore. Oh donne meravigliose, siete il nostro sole, con la vostra grazia fate risplendere ogni cuore. Oh donne valorose, siete il Ora la numero 11, Desiree Previtali. il vostro Con la guida nostra numero 11. A Bonanni provincia di Bergamo, Desiree 22 anni ed è del segno dei Gemelli. Siete madri, sorelle, figlie e amiche. Siete la forza che ci ispira, la speranza che ci spinge. Con passi decisi e mani sempre pronte, portate avanti il mondo con amore e confronte. Oh donne meravigliose, siete il nostro sole, con la vostra grazia fate risplendere ogni Ora eccole qui tutte le nostre finaliste lombarde. Io vorrei chiamarle ancora una volta per un'ultima visione da parte della nostra giuria e del nostro pubblico, e perché no facciamo un bel applauso a tutte e 11 le finaliste regionali Miss Terme Lombardia 2025. Venite ragazze! In ogni sorriso, in ogni sguardo c'è una storia di coraggio, una forza che non tarda. Celebrate ogni giorno il vostro splendido essere, perché il mondo senza voi non può più rinascere. Oh donne meravigliose, Saranno le 3 reginette, perché saranno tutte e 3 a passare il turno verso la finale nazionale, e quindi eccole qui belle come il sole. Io vi lascio campo pieno e lascio ai fotografi il loro compito di vederle e di immortalarle tutte quante insieme. Sono davvero meravigliose e lo facciamo con un applauso, ragazzi. Le finaliste regionali di Miss Terme Lombardia 2025, meravigliose, bellissime, e tra poco scopriremo chi tra di loro proseguirà questa avventura verso la finalissima. Ragazze, in bocca al lupo a tutte quante voi, siete tutte vincitrici, siete tutte meravigliose. Solo 3 però questa sera potranno proseguire l'avventura. Noi facciamo un in bocca al lupo a tutte quante voi. L'applauso fatevelo da sole perché siete meravigliose. Andate a scaldarvi 5 minuti, ci vediamo tra poco, va bene?
Tra pochissimo torneremo sul nostro palcoscenico qui al Melia Club. Una forza che non tarda, celebrate ogni giorno il vostro splendido essere, perché il mondo senza voi non può più rinascere. E intanto che attendiamo i risultati di questa finale regionale, vorrei intanto chiacchierare un po' con coloro che sono stati nella giuria questa sera e hanno partecipato a quello che sarà il sogno di 3 delle nostre miss. Io partirei dalla nostra Daniela Bosetti insieme ad Amadio. Perché non venite qui e mi circondate di sorrisi? Ragazzi, vi aspetto qua sul palcoscenico. La nostra meravigliosa Daniela, il City Sport Manerbio. Amadio in rappresentanza dell'azienda Bugatti. Ciao ragazzi, come state? Come siete eleganti, bellissimi, grazie per essere con noi questa sera. E allora, com'è andata? Benissimo, le ragazze sono veramente bellissime, tutte ci hanno messo in difficoltà, devo dire. Sì, esatto, infatti ne parlavamo un attimo prima così insieme, è stato un po' faticoso, esatto, perché comunque siamo a un livello abbastanza alto, quindi complimenti e vediamo poi i risultati. Siamo curiosissimi di vedere i risultati, anche perché la giuria questa sera era divisa in 2 tavoli e quindi non tutti potevano carpire quali erano le votazioni dei colleghi, quindi tra poco scopriremo com'è andata. Sicuramente avrete rappresentato al meglio la nostra giuria e le 3 che passeranno il turno saranno assolutamente meritevoli e speriamo di vederne almeno una sul podio della finalissima, così ci porta a casa un bel premione, quello è importante. Però intanto noi ricordiamo che in questa serata, ma anche in tutte le altre selezioni, anche con il nostro concorso di Miss e Mister Model, voi siete sempre presenti e quindi rappresentate quella che è un po' la partnership insieme alla bellezza delle nostre Miss. Dove possiamo trovarti, Daniela, quando abbiamo voglia di sport e di vestirci bene per fare dello sport? Raccontaci tutto. Allora, ci trovate a Manerbio, nel centro commerciale Europalace, ma ci trovate anche su Instagram e su Facebook. Vedo che sui social c'è sempre un'attenzione molto particolare alla vostra clientela e anche delle gag niente male, perché siete anche un bel team, vi divertite a fare il vostro lavoro e anche per questo riuscite a coinvolgere bene la clientela. Sì, infatti ringrazio anche la mia collega che con me fa questi video. E allora mi raccomando, Instagram, Facebook, TikTok, tutto dove volete, qualsiasi sia la piattaforma che utilizzate più volentieri, seguite City Sport Manerbio e assolutamente verrete trattati da re e regine, ma dovete dire che siete amici di Franco Mussare, perché basta dire la parola Miss e siamo pronti, insomma, a stendere il tappeto rosso. Invece parliamo di Bugatti, raccontaci un pochino, tu devi raccontarci, dai, come va, come procede il lavoro? Allora, sì, il lavoro procede, diciamo, bene, dai. Noi, se volete, potete trovarci appunto sui social e seguire Casa Bugatti. E provate, non vi dico niente, andate a vedere. Ma io voglio sapere che cosa trovo su Casa Bugatti. Appunto, vai e cercalo. Se no la sorpresa qual è? Ma la sorpresa qual è? Allora, la sorpresa è che comunque sono tutte cose inerenti alla casa, alla cucina, dalle posate, piccoli elettrodomestici e quant'altro del settore. Perché dopo aver fatto sport, ovviamente vestiti da capo a piedi con l'abbigliamento di City Sport, dobbiamo anche scegliere come trattarci bene a casa, perché una volta che ci si è allenati bisogna anche mangiare sano e saper preparare tutto, cucinare e vivere anche una casa bella ed accogliente, giusto? Allora, City Sport e Bugatti, un connubio perfetto. Grazie ragazzi, ci vediamo dopo per le premiazioni, è stato un piacere, grazie di cuore. Daniela ed Amadio, grazie, ma glielo facciamo un applauso anche a loro, perché essere in giuria è sempre un compito davvero importante ma anche difficile. Avete sentito che ce l'hanno detto, questa sera li abbiamo messi in difficoltà perché le nostre finaliste sono davvero pazzesche, bellissime
e è stato sicuramente difficile, ma io sapevo già questa cosa, perché come si fa a scegliere tra 11 bellezze così? Purtroppo la nostra giuria ha dovuto votare e scopriremo tra pochissimo quale sarà il risultato. Prima però di procedere vorrei chiamare un'altra amica qui sul palcoscenico, Monica Peci di Herbalife, perché dobbiamo parlare di un'altra azienda che è partner di questa serata, e quindi andiamo insieme a Monica a scoprire un po' di più di quello che è il tuo lavoro, la tua passione e la tua missione. Raccontaci tutto. Buonasera a tutti, è un piacere, veramente le ragazze bellissime e anche il coraggio di sfilare con questa ariettina, sì, quindi sono state veramente brave. Ma Herbalife è un'azienda che c'è da 45 anni, quindi conosciuta, però a volte secondo me è anche conosciuta solo per un sentito dire, perché si pensa che Herbalife tante volte è solo per la perdita peso, ma Herbalife non è dieta, Herbalife è nutrizione. Infatti la cosa che era piaciuta tantissimo a me, che mi hanno detto che devo invecchiare purtroppo, ho 61 anni, però ho scoperto che posso invecchiare in salute, questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Io uso i prodotti, quindi sono più una consumatrice e poi anche una distributrice. Herbalife è per il benessere a 360 gradi, per la pelle, per il corpo, per l'energia, per tutte quelle piccole cose che ci aiutano a vivere meglio, intanto che possiamo evitare magari di usare magari medicinali, ci si aiuta magari con un po' di integratori. Io quindi sono a favore per questo, credo che sia una cosa per tutti, dal bambino all'anziano, non abbiamo controindicazioni perché siamo riconosciuti come cibo, e poi dietro Herbalife c'è anche una possibilità di un'attività molto interessante e molto utile. Quindi consiglio a tutti di poter provare almeno a conoscere di più che cos'è questo Herbalife. Una cosa che ci tenevo a dire, noi anche l'altra volta l'abbiamo fatto, stiamo facendo un regalo, è un buono per una prova delle nostre creme. Le creme sono nutrizione, questo buono viene regalato a chiunque abbia voglia di venire lì a darmi il numero, gli darò il buono, in modo che ci sarà anche un premio che a fine mese verrà estratto. Allora abbiamo messo a disposizione 2 creme, un bagno schiuma e una crema mani e corpo, molto profumate, molto piacevoli, e quindi abbiamo deciso di metterlo. A fine mese faremo l'estrazione e chi vuole partecipare potrà vincere questo bel premio. Allora approfittiamo subito, perché qui questa sera, ma anche le nostre miss che erano sul palco con me, quando avremo finito e quindi avremo premiato le nostre vincitrici, vi aspettiamo proprio qui davanti al palcoscenico insieme a Monica per partecipare a questa estrazione di fine mese, e perché no scoprire un pochino di più su quello che potrebbe essere un miglioramento della nostra salute e della nostra bellezza. Grazie mille a tutti e buona serata. Grazie a te, è stato un piacere, vinca le migliori perché saranno 3, in bocca al lupo a tutte. Grazie davvero Monica per questo momento dedicato a Herbalife, alla nostra bellezza e alla nostra salute. Ora sarei davvero curiosa di scoprire invece che cosa sta dietro alle telecamere di questa sera, perché noi, come vi dicevamo prima, siamo in diretta streaming su YouTube insieme agli amici di Giri Ferro, e per questo vorrei chiamare qui al mio fianco Beatrice Tomata, bellissima, una nostra miss meravigliosa. Le facciamo un applauso, sei spettacolare come sempre. E insieme a te vorrei raccontare un po' al nostro pubblico qual è la realtà di Giri Ferro. Intanto grazie mille, ciao amici di Giri Ferro Team, eccomi qua. Allora, Giri Ferro Team è un nostro blog, un nostro canale YouTube. Noi seguiamo un sacco di concorsi, ormai quasi tutti quelli del Triveneto, ci siamo spinti fino in Lombardia, tra poco ci chiamano anche dalla Sicilia, dalla Sardegna, ma magari chiamateci, veniamo. E noi, qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di portare in casa le miss, perché giustamente non sempre ci sono i genitori che riescono a venire, magari anche di quelli un po' più grandi, oppure il fidanzatino, la sorella, la zia, la nonna, addirittura abbiamo le nonne che ci guardano, che si fanno il profilo su YouTube per guardare le proprie nipoti. E è meraviglioso, abbiamo una grandissima piattaforma, e ci tengo a dirti perché io li vedo i vostri commenti, perché questa sera sono in giuria ma ho moderato anche la diretta, che fanno un sacco di complimenti.
A te! Alle Miss ovviamente ho letto un messaggio di una persona che ha scritto che vinca la migliore, ma mi raccomando, siete tutte bellissime. Questo è un commento bellissimo, è molto diplomatico, però ecco, stasera direi che è assolutamente meritato perché è difficilissimo, come dicevamo prima, capire chi tra di loro potrebbe essere la vincitrice. Comunque, grazie per aver portato all'interno del nostro concorso anche questa bellissima realtà, io spero di vederti spesso. Certo, ormai sono sempre con voi, sempre. Grazie davvero di cuore, facciamo un bel applauso ancora alla nostra Beatrice Tomada di Gini Ferro Team e salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo in streaming. Noi siamo quasi pronti, vediamo da che parte siamo con la nostra regia, aspettiamo ancora un attimino, intanto io approfitterei anche di chiamare sul palcoscenico il nostro professore Fabio Piozzi, direttamente dall'Università Cattolica di Cinema di Brescia. Ma tenga pure il giubbino che fa freddo, non vorrei mai farle prendere il raffreddore, professore. Buonasera, sempre al nostro fianco durante le selezioni di Mix con la Terme 2025, 24, 23, insomma sono tanti anni che ci accompagna all'interno di questo concorso e si occuperà anche della regia video direttamente della finalissima a Dogana Veneta di Lazzise. Però non so se ha sentito, professore, che durante questa serata alcune delle nostre Miss hanno espresso il desiderio di entrare a far parte di quello che è il mondo del cinema, non solo davanti alle camere ma anche dietro, perché qualcuno vorrebbe anche studiare questa materia. Qual è il consiglio che può dare alle nostre giovani menti che vogliono approcciare a questo settore? Il consiglio che posso dare a queste giovani ragazze molto belle e anche molto volenterose è quello assolutamente di seguire le proprie passioni, di non gettare la spugna alla prima difficoltà, di impegnarsi tantissimo, perché sicuramente con l'impegno, con il talento e con la passione i risultati arriveranno. L'abbiamo visto anche stasera, un assaggio delle loro capacità, dei loro obiettivi, dei loro interessi, e sono sicuro che il potenziale c'è. Di concorsi ne ho visti tanti oramai e sono emerse tante belle personalità che sicuramente faranno strada, che è quello che auguro a tutte loro. È mai capitato però che qualcuno, anche dei suoi studenti, avesse l'ambizione di stare sia davanti che dietro le camere? Perché ogni tanto succede che si voglia imparare la tecnica ma anche l'interpretazione. Capitato, capita spesso, e spesso serve anche, perché molto spesso le persone si devono misurare con entrambi per riuscire a comprendere meglio quello che sta facendo l'altro. Un regista è bene che sappia come deve comportarsi un attore, cosa prova un attore, e un attore è bene a volte che provi a mettersi anche nelle parti di chi sta dietro la camera. Quindi sì, è assolutamente successo e credo che sia formativo per entrambi i ruoli. Allora, un'ultima cosa, giusto un piccolo in bocca al lupo, perché questa sera le 3 ragazze che passeranno il turno arriveranno direttamente alla finale di Dogana Veneta l'11 di ottobre. Anche lì un augurio e magari un consiglio per come affrontare questa finale. Il mio consiglio è quello di affrontare la finale con assoluta serenità, perché sicuramente tutto quello che potevano dare e fare l'hanno dimostrato, quindi non hanno perso niente per strada. Di viversi la serata nella maniera migliore, con le migliori aspettative ovviamente per la finale, e nel caso ovviamente non tutte arriveranno in finale questa sera, quindi mi riferisco a quelle che non occuperanno i primi 3 posti, di non perdersi d'animo, perché l'importante è sicuramente vincere, ma è molto importante dare il massimo nel percorso che si vuole porti alla vittoria. Grazie di cuore, professor Fabio Piozzi, grazie. Noi ci vediamo direttamente alla finale dell'11 di ottobre a Dogana Veneta e sicuramente sarà un'altra grande giornata, un'altra grande emozione. Siamo quasi pronti, manca poco, posso fare ancora 2 chiacchiere con qualcuno? Oppure passiamo alla... Posso? Posso? Perché volevo salutare Filippo in rappresentanza della bellezza maschile. Vieni qui, Filippo Concari, secondo classificato, medaglia d'argento sulla nave da crociera Costa Crociere Smeralda.
rappresentanza di quello che è il nostro concorso partner Miss e Mister Model. Io Leda l'ho tenuta per ultima perché dopo deve salire a premiare le ragazze, quindi perdonami Leda se non ti ho chiamato prima, ma era voluto perché poi comunque dobbiamo incontrarci tra un minuto e quindi volevo giustamente dare la priorità adesso al nostro Filippo perché è sempre presente insieme a noi con tanti ruoli, non solo di più bello ma anche di più bravo, perché sei un mister completo, diciamo così. Sì, raccontaci un pochino com'è stata l'esperienza sul palcoscenico di Costa Crociere e quali sono. Buonasera a tutti, grazie mille per l'opportunità, come sempre, gentilissima Elisabetta e super professionale. Dunque, l'esperienza in crociera è stata veramente fantastica, ci siamo divertiti, ci siamo nati, abbiamo imparato tantissime cose, abbiamo imparato anche a posare su un palco di un certo tipo, abbiamo stretto tantissime amicizie, tantissimi rapporti, tantissime poi collaborazioni lavorative che sono nate grazie al concorso, tantissime opportunità. Insomma è stata un'esperienza veramente indimenticabile che auguro comunque a tutti i concorrenti di poter provare, ma poi tutti gli anni c'è questa bellissima opportunità. Io è la terza volta che ho l'onore di poter calcare quel palco in quanto finalista dell'anno quest'anno. L'anno prossimo faremo questa nuova crociera che sarà di 8 giorni, quindi insomma faremo diversi giri, partiremo, andremo a Marsiglia, ritorneremo a Barcellona, andremo in Tunisia, a Palermo, insomma sarà veramente entusiasmante e ripeto, rinnovo anche l'invito non solo a chi vorrà partecipare come concorrente ma anche a chi vorrà venire a sostenerci di provare e di chiedere informazioni, perché oltre ad essere una bellissima esperienza è anche un bellissimo viaggio, quindi insomma spero di rivedervi e di ritornare poi insieme anche a Elisabetta a calcare nuovamente questi palchi. Grazie di cuore. Filippo Concari, il nostro finalista per eccellenza di Miss e Mister Model, lo ritroveremo nuovamente e speriamo con un primo posto, mi raccomando impegnati. In bocca al lupo anche a te. Noi siamo praticamente pronti, io vorrei adesso condividere il palco con la nostra meravigliosa vincitrice Leda Maccabiani. Lady Model 2024 è lei che ha portato a casa la corona di regina indiscussa della sezione Lady per il nostro concorso nazionale, gemellato appunto in questa serata. Leda, ti ho chiamato per ultima perché poi ti devo tenere sul palco per premiare le nostre Miss. E allora, bellissima come sempre, hai una sfilza di abiti meravigliosi. Volevo farti i complimenti per il tuo armadio perché ci stupisci sempre tantissimo, sei sempre meravigliosa. E allora anche a te chiedo come è stato per Filippo, come è stata questa esperienza e cosa ci vuoi portare per la prossima edizione? È stata un'esperienza molto bella, come ha già detto Filippo, non è stato sempre tutto rose e fiori, ci sono state anche delle difficoltà, però è stato bello superarle ed è stato bello portare a casa la vittoria, ovviamente. Adesso sono molto contenta di seguire il concorso dall'altra parte, quindi faccio parte della giuria e quindi è un nuovo ruolo che mi sta anche piacendo molto. E quindi ecco, parteciperò anche alla finale dell'anno prossimo in qualità di giurata e diciamo che mi piace comunque vivere anche in un altro modo il concorso. È stato bello partecipare da concorrente e adesso è bello partecipare da giurata. Allora, sarai l'ospite d'onore per la tua categoria per la prossima crociera e tu ti ricordi quali sono i porti che andrete a toccare? Perché insomma c'è un viaggio davvero d'eccellenza che insomma non solamente durante le serate dedicate alla sfilata ma è anche un'esperienza di vita. Esatto, sì, partiremo da Marsiglia, Barcellona, Tunisia, Palermo e Civitavecchia, quindi è anche un bel viaggio, come anche ha detto Filippo. Oltre ad avere appunto la possibilità di partecipare alla finale del concorso, c'è anche la possibilità di fare un bel viaggio e quindi sicuramente una bella opportunità.
Allora, io ti ringrazio tantissimo per essere sempre al nostro fianco, adesso però ti tengo qui ma ci mettiamo a lato perché dobbiamo far salire le nostre miss e conferire anche un premio ciascuna. Ci mettiamo da lato e io chiedo alla regia di far partire la musica. Signore e signori, stanno per tornare sul palcoscenico le 11 finaliste regionali di Miss Colà Terme Lombardia 2025. Cammini piano tra le luci della sera, con quel vestito che sa di primavera. Gli occhi brillano, sembrano parlare, e ogni passo è un sogno da inseguire. La musica vibra dentro al cuore mio, sei come un'onda che non va più via. Le mani sfiorano il tempo che ci resta e tutto il mondo sembra fare festa. Sotto la luna, balla con me. Ed eccole qui, belle, meravigliose, le nostre 11 finaliste Miss Colà Terme 2025. 3 di loro proseguiranno la loro avventura verso la finale nazionale, ma prima di scoprirlo andiamo a conferire insieme alla nostra Leda un premio ciascuna. Tutte siete invitate, portando chi volete, al nostro parco termale Villa dei Cedri, quindi vi aspettiamo quando volete. Avete tempo tutto l'anno, anche d'inverno si va alle terme perché l'acqua è calda, anzi quando fa freddo è ancora più, quando nevica è ancora più bello, e quindi tutte le nostre miss sono già vincitrici e tutte si portano a casa questo bellissimo premio. Facciamo vedere la busta davanti, che facciamo una bella foto di gruppo. Leda, mettiti qui davanti a fianco a loro. Eccole qui le nostre finaliste vincitrici di questo premio, tutte quante insieme. Siamo pronti a scoprire chi sono le 3 finaliste di questa nuova edizione lombarda. Loro sono arrivate da tutta la regione questa sera qui al Melia Club per scoprire chi saranno le 3 finaliste di questa nuova edizione di Miss Colà Terme. Io mi metto al lato, andiamo prima però a conferire un premio speciale. Piccola parentesi, abbiamo parlato fino adesso di Costa Crociere? Abbiamo una vincitrice in più. Non solo le prime 3 classificate Miss Colà Terme 2025 verranno premiate, ma c'è un premio extra. Una di loro è stata scelta dalla nostra giuria per andare direttamente alla finale di Miss e Mister Model 2025, quindi andremo a portarla direttamente sulla nave di Costa Crociere. Questo non c'entra nulla ovviamente con il podio che andremo a chiamare, quindi può essere sovrapponibile la premiazione che stiamo per effettuare. Daniela, ti chiedo di venire qui al mio fianco per scoprire quale tra le nostre 11 Miss è stata scelta dalla nostra giuria per prendere parte a un'altra finale nazionale gemellata, che è quella di Miss e Mister Model, e abbiamo il premio qui nelle tue mani. Ci dici tu di chi si tratta? Ti ricordi le veline a Striscia la Notizia? Negli anni 80 portavano le buste, uguale, eh? Questo è il premio, quindi l'accesso alla crociera, alla finale nazionale. Il nome chi ce l'ha? Io? No, la Daniela, è scritto dentro. È dentro, è qui. Si tratta della Miss che corrisponde al nome di Asia Locatelli. Asia Locatelli! E ti vai a fare una bella finale in crociera! Nel tuo sguardo
c'è l'orizzonte. Grazie Daniela Bosetti per questo conferimento e complimenti Asia, sei contenta? Direi, non te l'aspettavi. Questa è stata una surprise per le nostre miss, complimenti a tutte. Ora però dobbiamo iniziare a premiare il nostro podio. Per premiare la terza classificata vorrei Amadio Bugatti. Prego, è il tuo momento, la tua fascia, la terza classificata, Lugata Bugatti questa sera. Qui c'è la tua fascia. Leda, prego, vieni, fatti vedere che sei bellissima, fatti vedere dai fotografi e dal nostro Amadio. Amadio, mettiti qui al centro, qua al centro, vai, che sei bellissimo. Fai vedere bene la fascia. E andiamo a scoprire la nostra terza classificata, medaglia di bronzo. Prosegue la sua avventura verso la finale di Miss Colaterme 2025, la Miss con il numero 10, Ginevra Sadalla. Ho camminato tra 1000 strade, cercando qualcosa che assomiglia a te, ma niente al colore della tua voce. Andiamo a conferire un'altra fascia insieme ad Elena, il Media Club. Dove sei Elena? Ci sei? Vediamo se c'è, sei nei paraggi. Eccola che arriva. Ciao Elena! Tutto bene? Ti ho distolto dal tuo lavoro, mi dispiace, ma questo è un momento importante. Ti faccio un saluto veloce, vieni qui al centro. Elena, allora anche questa serata è stata molto bella, elegante e piena di amici. Sì, è sempre un piacere ospitarvi e ci vediamo poco, però in questa occasione ormai è un appuntamento fisso. E complimenti a tutte le ragazze, tutte bellissime, bravissime, complimenti. Le ho viste anche molto spigliate, delle professioniste già. Grazie, è stata una bellissima serata. Grazie mille a te per averci ospitato e grazie per essere qui in questo momento così importante per loro. E allora andiamo a conferire questo secondo posto, medaglia d'argento. Prosegue la sua avventura verso la finale nazionale, la Miss con il numero 6, Sharon Filippi. Complimenti Sharon, grazie Elena, stai qui perché premiamo anche la prima classificata, va bene? Ecco qui l'altra fascia. Andate pure dentro, Leda e Elena, andate lì vicino tutte e due, che così vi fate vedere. Perfetto, la fascia la consegniamo ad Elena per fasciare la prima classificata. Io però prima di chiamare colei che passa insieme alle sue colleghe di podio vorrei fare un applauso gigante a tutte e 11 le miss che comunque questa sera sono vincitrici regionali. Ognuna di loro si porta a casa un'esperienza, ma soprattutto anche dei premi molto belli, e tutte quante loro potranno rifarsi nella prossima edizione di Miss Colaterme e perché no le ritroveremo anche sulla nostra crociera, noi le aspettiamo assolutamente. Ma intanto questa sera solo 3 di loro possono proseguire la loro avventura in qualità di finaliste regionali Lombardia verso la finale nazionale. Io mi sposto nuovamente perché è arrivato il momento di chiamare la nostra prima classificata. Questa sera si porta a casa la medaglia d'oro Miss Colaterme Lombardia e prosegue la sua avventura verso la finalissima insieme a Ginevra e Sharon che sono appena state premiate. Andiamo a scoprire di chi si tratta, la nostra Miss Colaterme qui al Club 2025 è la Miss Ogni attimo resta vivo. Giulia Scacciasi. Le stelle brillano ancora nel cielo sopra di noi. Questa canzone è il nostro legame, un sentimento che non morirà mai. Un'emozione
emozione. Giulia Scazzosi, Sharon Filippi e Ginevra Sadalla sono le 3 finaliste lombarde di questa nuova edizione di Miss Cola Terme 2025. Aspettiamo numerosi per chi volesse seguire direttamente la finale nazionale l'11 di ottobre a Lazzise, a Dogana Veneta. Mi raccomando, sostenete le nostre Miss Lombarde, speriamo che una di loro sia la finalista, sia la vincitrice nazionale di questa nuova edizione. Io vi ringrazio tantissimo per essere state con noi, grazie Leda per avermi accompagnato in questa premiazione e grazie a tutte le bellissime Miss che questa sera hanno sfilato davanti ai vostri occhi. Grazie a tutti, buon proseguimento e ci vediamo alla finalissima di Miss Cola Terme 2025. Ciao! Fuoco nei piedi, ritmo che esplode, la pista vibra, nessuno si nasconde. Senti il tamburo, entra nel futuro. Lei danza come una fiamma viva, ogni passo arde che arriva, lui la segue, perde il controllo, samba tribale, cuore in rullo, alza le mani, gira col vento, senti il ritmo, perdi il tempo, questa notte è untuale, corpo in trance, suono animale. Muévelo, muévelo sin parar, la fiesta no va a terminar. Entra con fuego, mirada que quema. Todo el mundo siente el sistema, cadera loca, ritmo que suena. Esta noche nadie se frena. Sube la mano, toca el cielo, baila conmigo sin recelo. Siente el bajo, rompe el suelo. Esto se pone puro y bello, juego en la pista. Nadie se resiste, suda la camisa, rompe los límites. Fuego en la pista, ritmo que te envicia. Muévete así, que la noche es tuya. Ella domina como tormenta, su flow es arte, pura esencia. Él la sigue, pierde paciencia y el DJ sube la frecuencia. Sube la mano, toca el cielo, baila conmigo sin recelo. Siente el bajo, rompe el suelo. Esto se pone puro y bello, fuego en la pista. Nadie se resiste, suda la camisa, rompe los límites. Fuego en la pista, ritmo que te envicia. Muévete así, que la noche es tuya. No pares, sigue el calor. Muévelo, muévelo sin parar. La fiesta no va a terminar. Entra con fuego, mirada que quema. Todo el mundo siente el sistema, cadera loca, ritmo que suena. Esta noche nadie se frena. Sube la mano, toca el cielo, baila conmigo sin recelo. Siente el bajo, rompe el suelo. Esto se pone puro y bello, fuego en la pista. Nadie se resiste, suda la camisa, rompe los límites. Fuego en la pista, ritmo que te envicia. Muévete así, que la noche es tuya. Ella domina como tormenta, su flow es arte, pura esencia. Él la sigue, pierde paciencia y el DJ sube la frecuencia. Sube la mano, toca el cielo, baila conmigo sin recelo. Siente el bajo, rompe el suelo. Esto se pone puro y bello, fuego en la pista. Nadie se resiste, suda la camisa, rompe los límites. Fuego en la pista, terminar. Entra con fuego, mirada que quema. Todo el
mundo siente el sistema, cadera loca, ritmo que suena. Esta noche nadie se frena. Sube la mano, toca el cielo, baila conmigo sin recelo. Siente el bajo, rompe el suelo. Esto se pone puro y bello. Fuego en la pista, nadie se resiste. Suda la camisa, rompe el límite. Fuego en la pista, ritmo que te envicia. Muévete así que la noche es tuya. Ella domina como tormenta, su flow es arte, pura esencia. Él la sigue, pierde paciencia y el DJ sube la frecuencia. Sube la mano, toca el cielo, baila conmigo sin recelo. Siente el bajo, rompe el suelo. Esto se pone puro y bello. Fuego en la pista, nadie se resiste. Suda la camisa, rompe los límites. Fuego en la pista, ritmo que te envicia. Muévete así que la noche es tuya. No pares, sigue el calor. La pista pide más sabor. Fuego en la pista, nadie se resiste. Suda la camisa, rompe los límites. Fuego en la pista, no pares, sigue el calor. La pista pide más sabor. Fuego en la pista, nadie se resiste.